Gran fermento in casa Acragas che in settimana concretizzerà alcuni colpi di mercato. L'amministratore delegato Peppino Tirre in questi giorni è fuori sede ed è probabile che al suo rientro possa portare qualche novità di rilievo. Con il Catania sembra essere vicino l'accordo per la gestione di Urban Zibert, in cambio del quale dovrebbero arrivare alcuni giovani di prospettiva, come Di Grazia, Rossetti, Sessa e Scisciano. Le società sono d'accordo, con il procuratore di Zibert un po' meno. Si continua infatti a discutere di ingaggio, ma manca poco per limare gli ultimi angoli rimasti. Ma la società biancazzurra partirà anche dalla scelta dei portieri. Vono, Mauro Antonio e probabilmente anche Lo Monaco non faranno parte della prossima rosa. Sulle tracce dei nuovi sostituti lo staff tecnico si è mosso da qualche giorno e a breve si conosceranno i nomi. In difesa, Thiago, Capuano e De Rossi sono destinati ad andare via, mentre sono certe le riconferme per Marino, Vicente e Scrugli. Come si può notare c'è da rifondare i vari reparti ed anche a centrocampo ci sarà molto da fare. Salandria ha un altro anno di contratto, come Avene del resto, su cui il nuovo tecnico di Napoli conta molto, mentre si sconosce il destino di Madonia. In avanti è andato via Di Piazza, la società sta cercando di trovare un degno sostituto. Da Trapani potrebbe arrivare Sparacello, che è più un esterno, ma per il ruolo di centrale d'attacco si sta seguendo una pista estera. Intanto sembrano allungarsi i tempi di realizzo dell'impianto di illuminazione, niente di allarmante, si attende l'insediamento del nuovo sovrintendente che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Avendo il relativo nulla osta partiranno i lavori che consentiranno all'Acragas di avviare l'opera e di realizzare i locali per ospitare lo store biancazzurro.